noi sinceramente paghiamo un po' per la gioventù, diciamo così, però siamo questi, la squadra c'è, abbiamo parlato un po' dentro gli spogliatoi e niente, siamo tornati, abbiamo messo tutto, abbiamo pareggiato, abbiamo ribaltato, però pure la squadra avversaria dobbiamo fare complimenti. E sinceramente nel dubbio un po' un rammarico c'ho con gli arbitri, però niente di che, cioè, devo fare complimenti alle squadre avversarie, dobbiamo parlare, vedere, capire bene quello che abbiamo sbagliato e niente, lavorare e lavorare. Io ho avuto la sensazione che mi sono stirato e non potevo rischiare perché mi fa malissimo, però niente, non è che abbiamo pareggiato per quello, anzi i compagni sono stati veramente bravi, abbiamo ribaltato una situazione veramente difficile. Però poi questo è il nostro sport, se te non concludi pure le azioni, che abbiamo avuto 2 o 3 occasioni davanti ai portieri, che faccio pure i complimenti, che ha fatto una bella partita, se te non chiudi la partita può succedere di tutto, abbiamo preso gol, pazienza, lavoriamo, pensiamo un po' a quello che abbiamo sbagliato, in settimana lavoriamo e sabato c'è un'altra battaglia. Io dico sempre che per me che sono un pivot mi piace sempre segnare, però prima viene sempre la squadra, io penso a fare più punti possibili con le squadre, poi certo che se la squadra vince e riesco a fare gol pure io sono ancora più contento.